Eccoci qua, cari amici appassionati di pullman, corriere eccetera eccetera, e lungo la strada, come dico sempre, il vecchio Marvin porta a casa sempre quello che la strada offre, e io direi che questo Mercedes non credo sia proprio moderno, ecco, sicuramente è un Mercedes fuori produzione, per cui qua gli esperti ci diranno appunto il modello, ecco, di questo Mercedes, che mi sembra utilizzi anche una targa prova. E niente, facciamo onore chiaramente a chi ha questo vecchio pullman, questa vecchia corriera, e noi la mettiamo così in memoria qua per gli appassionati appunto di vecchie corriere. Eccolo qua, spettacolo, bravissimo Alex, l'ha fatta notare, ho detto qua Alex, meglio fermarci, portiamo a casa tutto noi, guardate qua, vecchio pullman, appassionati di pullman, lo dedico un po' a tutti gli amici di vecchi pullman, dal bravissimo Paolo Lucchini al bravissimo Alessandro Ronchi, a tutti quelli che amano il Padane, a Mauro Gazzola, a tutti quanti, a Andrea Strapazzone, tutti quanti, tutti quelli che amano il pullman. Eccolo qua, spettacolo, brivido, perché è un po' di produzione. E volevo, secondo me è chiuso, e infatti è chiuso, e niente ragazzi, ve lo faccio vedere così. Mercedes appunto, lo dedichiamo anche al bravissimo Gabriele di Pisa, che è un appassionato di pullman. Eccolo qua, eccolo qua, per cui ragazzi abbiamo fatto onore al titolare di questo pullman un po' da battaglia, il segno del tempo c'è, però l'importante è che c'è. Ragazzi, quello che la strada offre, saluto la vecchia Zo, preso anche questo, è vecchio questo, caro Alex, non è un pullman moderno. Eccoci qua ragazzi, spettacolo, quello che la strada offre. Eccoci qua, alla prossima, ciao a tutti, guardate qua, Marvin tu, fermarsi qua Alex, catturare tutto quello che la strada offre. Esatto. Ciao a tutti, viva la Zo, spettacolo.